Un'ottima Delta Despar Trentino, vince 3-0 contro Zanetti Bergamo nella sua seconda partita casalinga. La grossa differenza la possiamo vedere dalla ricezione, dove sono 11 gli errori compiuti dalla squadra bergamasca contro i soli 3 della squadra trentina, e questo poi ha inficiato tutto il gioco, che ha portato a fare 9 muri punto la Despar Trentino contro i 6 di Bergamo, e un 37% di positività in attacco per Bergamo contro il 50% di Trento. Partita sempre condotta avanti, anche largamente nel secondo set, per poi avere un attimo di rilassamento che ha portato la squadra bergamasca ad arrivare a -2 lunghezze dalla squadra trentina, ma poi dopo il 20-18 si è passati a un 25-21 finale. Perciò ricordiamo i parziali di 25-20, 25-21, 25-15, un'ora e 18 di gioco. Adesso subito la testa a mercoledì, dove sarà ospite qui la squadra della Bartossini Fissi Perugia, che ieri ha perso 3-0 in quel di Casalmaggiore. Perciò vedremo subito un'altra bellissima partita fra pochissime ore qui al Sambapolis di Trento, dove ricordo appunto che la Delta Despar Trentino Rosa ha battuto per 3-7-0 la Zanetti Bergamo. C'era l'entusiasmo nostro solito, che finalmente l'abbiamo ritrovato, grazie anche al fattore casa che sicuramente ci aiuta tantissimo, e niente, con il nostro entusiasmo siamo riusciti a trascinarci e alla una vittoria bella, molto bella.